non ne possiamo più perché è una cosa impossibile resistere. Andare a letto alla sera pensando che può suonare l'allarme è la cosa più spiacevole. Io volevo fare un appello più che altro alle nostre amministrazioni: fate qualcosa. L'incubo per Paolo Favaretto e i suoi soci è diventato una costante. Quando si subiscono 8 furti in poco più di 2 anni, la tensione diventa una triste compagna di viaggio, finché qualcuno non decide di smetterla. È il bivio al quale il carrozziere mestrino si è trovato di fronte più volte. L'ultima qualche giorno fa, quando per l'ennesima volta sono entrati nell'officina di Via della Giustizia, sfondando una finestra a colpi di mazza e rubando poche centinaia di euro dopo aver messo a soqquadro gli uffici. Andare avanti o meno, questo è il bivio, pensieri che non fanno dormire. Secondo me bisogna fare un esame di coscienza perché la gente ci deve vivere e qui su questa azienda ci sono 18 famiglie che vivono e quindi faccio un appello perché noi non ci stanchiamo, perché se noi ci stanchiamo chiudiamo tutto. 8 raid senza nessun colpevole, il più grave, quello dell'agosto 2013, 100.000 euro di danni, ma fare un totale è difficile. I danni sono tanti, sono veramente tanti, bisogna sempre lavorare per pagare. Non è giusto che un imprenditore deve essere così stressato per i suoni dell'antifurto, secondo me non è una cosa giusta. Le forze dell'ordine fanno quello che possono, dice sconsolato il carrozziere, ma i ladri sono sbandati, introvabili, con la legge spesso dalla loro parte e ancora più facilitati da quando la zona è diventata una specie di ghetto dopo la chiusura del passaggio che portava alla stazione. Il nome Via della Giustizia sembra quasi una beffa. E allora si va avanti con difficoltà, pensando a quando la prossima volta potrebbe suonare l'allarme e arrivare la chiamata in piena notte da parte dei carabinieri. Fra poco più di un mese anche Paolo andrà a votare per il nuovo sindaco di Venezia e la sicurezza dei suoi imprenditori, dice il carrozziere, deve essere al primo posto dei suoi pensieri. Il sindaco di Venezia deve essere una persona che su queste attività deve veramente metterci tutto, anche l'anima, perché le piccole attività sono quelle che tengono in piedi non Venezia, l'Italia.